C'è anche un minorenne tra le 10 persone coinvolte nell'indagine su scala nazionale della Polizia Postale e delle Comunicazioni del Veneto. 10 le perquisizioni a carico di soggetti che attraverso i social di messaggistica Kik detenevano o erano in grado di procurarsi immagini pedopornografiche. 4 in totale le perquisizioni in Veneto, a Venezia, Verona e Vicenza. Nella città berica uno dei 2 arrestati, un giovane di 22 anni. Sono stati arrestati 2 soggetti nell'ambito dell'operazione X-Force. Noi abbiamo proceduto all'arresto di un soggetto in provincia di Vicenza per ingente quantità di materiale pedopornografico. Il secondo arrestato è un 47enne di Alessandria. Nasce nel 2010 Kik, un social che ha raggiunto subito milioni di utenti. Che è un servizio di messaggistica dove vari utenti si possono registrare e poi scambiare contenuti, anche social, quindi si può considerare anche un social da questo punto di vista. Un'attività nata dall'alert trasmesso dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia che aveva segnalato numerosi utenti dediti allo scambio di materiale pedopornografico attraverso il social. Indagini che adesso proseguono per stabilire l'origine di questo raccapricciante materiale.